Siamo stati letteralmente invasi dalle fotografie, sono arrivate tantissime foto e devo dire rispetto agli altri anni tutte molto belle, quindi la qualità è anche aumentata. La soddisfazione che abbiamo avuto è che sono arrivati fotografi anche da fuori provincia, quindi non solo dall'Agrigento e dell'Agrigentino, ma anche dalla provincia di Trapani, Caltanissetta, Enna, Catania, insomma quasi tutte le province della Sicilia sono state rappresentate. Continuano ad arrivare foto perché c'è tempo fino al 25 marzo ed è stato bello che tante di queste foto hanno già fatto il giro del mondo, quindi promozione turistica a costo zero. È stato bello vedere sui profili social, Instagram in particolare, del gruppo della Colombia, del Messico, del Montenegro, della Georgia e altri gruppi folk le nostre foto taggate. Bello vedere le foto di Agrigento della manifestazione del Mandorlo in Fiore rappresentate in tutti i suoi momenti clou, quindi dall'accensione del tripode alla fiaccolata dell'amicizia, alla prima affilata della manifestazione, la prima domenica, la seconda domenica e poi lo spettacolo conclusivo alla Valle dei Templi. Siamo contenti, soddisfatti, ricordo che andremo a premiare la migliore foto a colori, la migliore foto in bianco e nero, la migliore foto destinazione turistica e quest'anno in collaborazione con la tua Trasporti Urbani Agrigento abbiamo sposato il progetto della migliore foto al femminile. Noi non abbiamo mai fatto differenze di genere, abbiamo sempre premiato le foto a prescindere da chi le facesse, se sono fotografi donne o uomini. Quest'anno però in occasione della festa della donna la tua ci ha proposto di premiare la migliore fotografa, quindi la migliore foto femminile, quindi ci sarà anche questo premio che in vista di Capitale della Cultura è una bella cosa perché le foto vincitrici verranno utilizzate per fare promozione turistica anche attraverso i bus della tua e tutto il materiale promozionale dei Trasporti Urbani Agrigento.